Qual è la lezione e quali consigli da dare a chi intende approcciarsi ai mercati internazionali? Le aziende intervistate non hanno grossi dubbi, non bisogna aver paura, ma allo stesso tempo bisogna essere preparati e non dare nulla per scontato, tra cui il credito. Poi sono necessarie l'attenzione alla qualità e all'efficienza e la cura del rapporto di fiducia reciproca col cliente. C'è una regola che è proprio fissa, la data di consegna. L'estero non transige, quindi hanno proprio una predisposizione che in Italia non c'è alla data di consegna. La serietà prima di tutto, perché all'estero è la cosa a cui tengono di più, la qualità e decisamente poi anche un prezzo concorrenziale. Allora, la lezione principale è non dar troppo tutto quanto per scontato, perché ci sono persone diverse, con culture diverse, con idee diverse e magari le cose più banali per noi possono creare un po' di difficoltà. Poi ovviamente il rischio è sempre quello, il rischio del credito, stare attenti subito a priori con le varie garanzie. Le principali lezioni sono quelle comunque di avere un rapporto diretto col cliente. Il rapporto diretto col cliente sicuramente ti dà un vantaggio perché tu personalmente riesci ad esprimere il concetto del tuo lavoro, che magari un'altra persona non riuscirebbe o non lo sente veramente. Il consiglio è quello di provare, perché diciamo all'estero ci sono più opportunità, c'è una piazza più grande, in giro per il mondo sono milioni di persone, per cui c'è sicuramente la persona che gli piace il tuo lavoro, bisogna muoversi, visitare fiere, creare degli eventi e darsi un attimo da fare. Una delle preoccupazioni che hanno le aziende che intendono vendere all'estero è quello della riscossione del pagamento. Cosa direi? La prima cosa da dire è sì, fare esperienza, fra virgolette non aver paura, però stare un attimino attenti per quanto riguarda il rischio del credito, perché già sappiamo che in Italia la situazione del credito è un po' particolare. Insomma, noi come aziende non siamo, secondo me, troppo tutelati dallo Stato, diciamo, dal sistema. All'estero diventa ancora più difficile, tante volte si riesce a fare l'anticipato e cercare di imporre proprio l'anticipato o farsi dare delle garanzie reali. Io ho imparato negli anni che la merce deve essere pagata prima di essere spedita, perché comunque avrei difficoltà successivamente a poter reperire un'eventuale insolvenza da parte del cliente. E però ho anche capito che all'estero sono abituati a pagare e poi avere la merce, quindi è solo qualcosa che lo sentiamo noi, è un'abitudine nostra italiana quella di pagare ovviamente a tempi più lunghi piuttosto che pagare quando ti consegnano la merce. Nei pagamenti sono molto fiscali, nel senso che non abbiamo grossi problemi di pagamento. Il problema è appunto che il cliente estero deve fidarsi di te, nel momento in cui non si fida ti molla. Quindi il problema è che l'italiano purtroppo molte volte viene visto come quella persona che consegna quando ha finito, non ha vincoli, nel senso che pensa sempre di essere dalla parte della ragione, invece all'estero non transige, la data di consegna va rispettata e il cliente ti verrà sempre a portare lavori nuovi. La maggior parte delle piccole imprese non possono fare a meno di servizi esterni di supporto, ovvero sia di partner competenti che collaborino con loro e le accompagnino nel processo di internazionalizzazione. Per questo i giovani imprenditori chiedono azioni concrete di sostegno alle istituzioni. Beh, una cosa che può essere molto interessante è appunto il progetto Finestra Veneta, questo consorzio qua che si è creato e cerca di dare un certo marketing all'impresa, diciamo qualsiasi impresa in questo caso, e cercare delle collaborazioni, insomma, anche per poter esplorare nuovi territori come può essere l'estero, dando anche il giusto appoggio. Sicuramente un primo passaggio è quello di formare il giovane artigiano, cioè formare nel senso fare dei corsi per far capire le tipologie di leggi, come si esporta e tutte le pratiche legali, diciamo, che possono servire.
Un secondo passaggio secondo me è anche quello di formare le persone per riuscire a fare del marketing all'estero, come poterlo fare, come potersi muovere, quali mezzi poter utilizzare, perché secondo me l'artigiano è un po' chiuso, non ha queste conoscenze e se le istituzioni danno questa opportunità probabilmente c'è un'apertura mentale più ampia e c'è la possibilità che uno si butti anche a lavorare all'estero. Altri eventi secondo me dovrebbero comunque fare un piano marketing, chiamiamolo così, per portare il visitatore estero a visitare le aziende artigiane e far conoscere la realtà artigiana che magari non è conosciuta all'estero. Aiutarli economicamente, perché purtroppo l'unico modo per prendere, almeno nel nostro settore, i clienti è partecipare a fiere del settore per distributori e come sempre costano delle cifre molto alte e non tutte le aziende, specialmente i giovani, hanno la possibilità di parteciparvi. So che molte regioni aiutano le loro aziende, purtroppo il Veneto è come sempre penalizzato. Consci che l'internazionalizzazione è un impegno categorico e ancorati alla qualità del prodotto e del servizio che offrono, i giovani imprenditori che entrano nel mercato globale sono certi che formazione, collaborazione e fiducia sono gli ingredienti per un successo internazionale. Stiamo noi stessi guardando l'estero, nel senso che questo paese ormai, dal mio punto di vista, è fermo. Sta invecchiando, perché la realtà è che è un paese che ormai sta diventando sempre più vecchio e ci sono paesi confinanti con noi, tipo l'Austria, dove le capacità produttive ci sono molte meno tasse, meno burocrazia, quindi siamo noi stessi che stiamo guardando per aprire un'eventuale filiale all'estero, quindi sempre made in Italy, quindi pensare italiano, avere l'ufficio in Italia e quindi la progettazione italiana, però non è detto che il nostro prodotto debba per forza essere costruito in Italia. Se l'Italia non capisce che questo paese viene e verrà portato avanti dai giovani, è un paese destinato a chiudere. Quindi quello che dobbiamo dire è non solo aiutare i giovani, ma far capire che ci sono problemi sia nel passaggio generazionale, nel senso che ci sono molte aziende sane e solide che non trovano una persona che le prenda in mano, quindi aiutare questo è compito anche della politica, nel senso che se un paese si ferma muore e se noi ci fermiamo, andiamo all'estero creeremo soltanto disoccupazione. Quindi quello che penso io è che non sia solo la politica che deve fare qualcosa, ma è il mondo imprenditoriale, è il mondo della politica, è il mondo associativo e soprattutto il mondo del sindacale. Se queste componenti qua non si metteranno insieme, io credo che potremo solo vedere declino e non sviluppo e modernità in Italia.